lupo torna in azione nella Marca e stavolta sbrana e uccide il cagnolino di una famiglia a Ormelle. L'allerta resta alta, il presidente della provincia Marcon, 6 fototrappole già attive per individuarlo. Orrore a Fontanelle, una capretta sgozzata e prelevata da alcuni individui in un piccolo terreno adiacente a un'abitazione, lo sdegno del proprietario dell'animale. Con l'inizio dell'anno scolastico MOM potenti controlli contro baby gang e aggressioni, in arrivo 10 vigilantes sulle tratte più calde. Rafforzamento dei controlli anche a Conegliano dopo i numerosi episodi di violenza in città. Il sindaco Chiesa annuncia in arrivo i taser per la polizia locale. L'omicidio di Paderno del Grappa, rito abbreviato chiesto dai difensori del giovane reo confesso dell'omicidio della 39enne Bleda Ardedia, processo al via il 1° ottobre. Smerciavano chetamina e altre droghe nei rave party del Triveneto, 2 giovani arrestati dai carabinieri di Castelfranco. Tragedia sfiorata in un camping di Alleghe, la roulotte di una famiglia in vacanza salta in aria per una fuga di gas, ferite ma vive per miracolo una 67enne, la figlia 39enne. Dopo le parole del governatore della Campania ieri a Treviso, l'attacco degli esponenti della Lega, basta bugie sull'autonomia, intanto arrivano Schlein e Bonaccini. La mostra del cinema, le battute finali, impazza il Toto Premi, intanto a 30 anni dall'uscita del Postino, il Lido ricorda con Maria Grazia Cucinotta il film Testamento di Massimo Troisi. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Quindi ancora una volta il lupo in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Lupo che questa volta, per la prima volta, ha sbranato un cagnolino, lo ha sbranato e ucciso. È successo nella notte a Ormelle, nell'abitazione di una famiglia che è sotto shock, evidentemente sotto shock, con il presidente della provincia Stefano Marcon che dice ci sono 6 fototrappole già attive per individuarlo. Facciamo il punto. Per 2 volte in queste settimane i cagnolini aggrediti dal lupo del Piave erano riusciti a salvarsi dall'attacco, rimediando ferite, ma tornando sempre dai loro proprietari impauriti. Questa volta è andata nel peggiore dei modi: un cucciolo di 5 mesi sbranato e ucciso dall'animale selvatico che ha colpito il cagnolino di una famiglia di Ormelle. Nottetempo si è avvicinato all'abitazione e ha preso di mira il cucciolo che era uscito a passeggiare in giardino, forse approfittando di un po' di fresco per la pioggia. Un'operazione rapida, quella con cui il lupo ha trovato la preda, l'ha azzannata ed è poi fuggito tra casa e campi. Il cagnolino invece è stato ritrovato nel primo mattino, sbranato e senza vita. Una situazione che sta diventando davvero molto pericolosa perché il lupo sembra davvero non avere più alcuna paura di avvicinarsi alle zone abitate dagli umani. Forse ha fame, forse si è smarrito, forse sta provando a diventare adulto. Fatto sta che da mesi ormai, da aprile cioè, da quando sono partite le prime segnalazioni, la situazione si sta di fatto aggravando sempre di più. Non solo, ma da un lupo parzialmente zoppo, la prima segnalazione riferiva di un esemplare giovane e non del tutto sano, si è passati ad altre immagini, ad altri episodi dove i lupi sono diventati almeno 2, se non forse di più. Un allarme che ha alzato progressivamente l'attenzione anche delle forze dell'ordine e della prefettura, costringendo a convocare il vertice del 27 agosto scorso con tutti i comuni dell'area golenale. Proprio in quell'occasione si era anche stabilito che almeno uno degli esemplari fosse una lupa. Dopo il via libera del Ministero, ora l'obiettivo della task force è quello di rintracciare e catturare l'esemplare, ma sempre nei limiti di rispetto della protezione di cui gode questo animale a livello europeo. Il presidente della provincia Stefano Marcon conferma che la squadra è già in azione. Io so che con il team di cattura è attivato e quindi dalla settimana prossima dovrebbero cominciare le procedure. Si sono attivati con i siti attrattivi, credo si chiamino, nel senso che ci sono 6 postazioni, provincia di Treviso, in location dove verosimilmente il lupo può presentarsi, e quindi l'indicazione è sempre quella di non tenere animali domestici liberi e quindi cercare in qualche modo di proteggerli, non dare da mangiare al lupo ed attivarsi immediatamente nel caso di avvistamenti, segnalando ai carabinieri appunto l'avvistamento del lupo. Adesso lasciamoli lavorare in modo tale insomma che non si scatenino curiosi, diciamo così, perché c'è bisogno insomma che gli addetti alla cattura possano lavorare in tranquillità, le procedure le conoscono. Io spero che diventino efficaci a breve.
Da Ormelle a Fontanelle per un episodio davvero inquietante. È stata sgozzata e prelevata una capretta da un piccolo terreno adiacente a un'abitazione. Questa volta non c'entrerebbe il lupo, ma la causa è umana. Abbiamo raccolto lo sdegno del proprietario. L'hanno presa così, alzata probabilmente più di una persona. L'hanno alzata e dopo cos'è che hanno fatto? L'hanno scannata di brutto perché sono rimasti il segno della testa e delle corna per terra, sul sangue, l'impronta. Cioè proprio di una crudeltà che mi pare che anche a Tese hanno fatto fuori due caprette sull'asilo di Tese, se ben ricordo, poco tempo fa. Racconta quasi con un filo di voce Luigi Cecchetto la tristissima vicenda che ha colpito una delle sue caprette nella notte. Lola, figlia di Giana, è stata uccisa e prelevata nella notte da questo piccolo appezzamento di terreno adiacente all'abitazione dove Cecchetto tiene qualche animale domestico come galline e oche. L'area, nonostante i cartelli, è solo parzialmente videosorvegliata, quindi non sarà semplice risalire ai responsabili che sono già stati denunciati da Cecchetto. Videosorvegliata solo un po' più avanti, cioè quello che è la parte della mia abitazione è totalmente videosorvegliata 24 ore su 24, ma qua no. Una situazione davvero spiacevole sulla quale il proprietario proietta un futuro anche peggiore. Questa è una pista ciclabile e passano tanti bambini, si fermavano a carezzarle, però adesso bisognerà per forza di cose che trovi una soluzione, perché se me ne hanno preso una probabilmente questa sarà destinata a fare la stessa fine. È una cosa veramente che fa male il cuore, stringe il cuore vedere uccidere animali inerti. Così dunque a Fontanelle questo lo sdegno e anche la commozione del proprietario dell'animale. E noi occupiamoci adesso dell'inizio dell'anno scolastico con MOM che potenzia i controlli contro baby gang e aggressione al personale. In arrivo ci sono ben 10 vigilantes sulle tratte più calde. Quando saranno tutti in esercizio il servizio saranno circa 10 comprensivi, ma che avranno dei turni importanti. Da sperimentale a strutturale saranno 10 una volta a regime i vigilantes impiegati in funzione anti-baby gang e non solo ovviamente sui mezzi della MOM. La società di trasporto pubblico locale della Marca ha chiuso le procedure di gara nei giorni scorsi, si parte quindi con il nuovo anno scolastico. È una società attrezzata per fare questo tipo di servizio. È importante, è primaria a livello nazionale e quindi sarà pronta con noi a fare questa tipologia di intervento che dovrà dare la sicurezza ovviamente massima al personale. Personale ma anche utenza, aggiunge il presidente Coladon, e questo soprattutto sulle linee più calde come la Conegliano-Pieve di Soligo, più volte finita agli onori delle cronache per risse e aggressioni nei confronti dei conducenti. Il servizio sarà mirato. Non è che tutta la provincia di Treviso sia una provincia a rischio. La provincia di Treviso è una provincia tranquilla, le forze dell'ordine fanno il loro dovere, lo fanno molto bene. E noi dobbiamo garantire la sicurezza nelle aree dove c'è più criticità. Si tratta del primo dispositivo strutturato in materia tra i primi servizi del genere a livello nazionale. Il numero sarà un numero importante, ovviamente anche la spesa è importante, ma su questo a noi interessa soprattutto la sicurezza più che la spesa. Per dare sicurezza a chi monta in autobus è la funzione principale di MOM. E dicevamo, una delle tratte più calde è la Conegliano-Pieve di Soligo, Conegliano, dove tra l'altro nell'ultimo periodo si stanno registrando diversi episodi di violenza. Proprio per questo il Comune e la Polizia Locale rafforza i controlli fuori dalle scuole e nelle aree sensibili, e arriva anche il taser.
Un dispositivo con 2 pattuglie, tra cui l'unità cinofila, che presenzieranno 4 uomini e l'unità cinofila schierati già dalla mattinata d'inizio dell'anno scolastico. La polizia locale di Conegliano rafforza la presenza sul territorio per l'avvio delle scuole mercoledì 11 per vigilare e prevenire episodi di aggregazioni di ragazzi violenti o sopra le righe. Ogni anno intensifichiamo i controlli sempre nella zona della stazione ferroviaria e dell'autostazione, perché è la zona di maggior confluenza degli studenti. Quindi a inizio anno ancora si è un po' euforici e quindi necessita un po' di ordine. Attrezzeremo di Tesari, la nostra polizia locale, riteniamo di aver fatto molto, però abbiamo chiesto a loro un lavoro supplementare. Con l'amministrazione comunale e con i commercianti si stanno intavolando alcuni discorsi per instaurare sia un rapporto di collaborazione ma anche dei dispositivi di controllo preventivo. Pattuglie su tutti i comuni, ma sono il centro cittadino e l'Interland coneglianese i punti più interessati dai controlli. La zona del Biscione, Corte Vespucci e Corte delle Rose, luogo quest'ultimo non visibile dalla via principale, per questo terreno privilegiato da scorribande giovanili, dove negli ultimi giorni si sono infatti verificati alcuni disordini. È un passaggio quotidiano che facciamo con le pattuglie, cercheremo di intensificare proprio in virtù di alcuni fatti che sono successi ultimamente, quindi già da ieri era presente l'unità cinofila, stamattina c'era la pattuglia piedata e continueremo anche nei prossimi giorni. Intanto le forze dell'ordine hanno identificato 2 dei 4 giovani tra i 16 e i 20 anni, 2 ragazzi e 2 ragazze che lo scorso maggio avevano derubato e aggredito, rompendogli il naso con calci e pugni e procurandogli diversi giorni di prognosi, il titolare di origine cinese del bar adiacente alla stazione. Titolare che non vuole rilasciare nessuna dichiarazione ma che si dice sollevato. Soddisfazione espressa anche dal sindaco Chies. A distanza di mesi che si arrivi alla chiusura di un'indagine, si arrestino i responsabili, vengano condotti alla giustizia, sperando che poi rimangano anche nelle patrie galere per un bel po', è ciò che ci auguriamo tutti. Sicuramente la società non è quella che vorremmo noi, da certi punti di vista alcuni ragazzi hanno perso forse l'orientamento, meglio farglielo ritrovare. La cronaca giudiziaria, l'omicidio di Paderno della Grappa, l'assassino di Bled Ardedia, il 39enne albanese ucciso a coltellate in un boschetto di via Carpini, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Il giovane, oggi 18enne, quando massacrò lo scorso 20 gennaio la vittima, era ancora un minorenne. Il ragazzo potrà beneficiare dello sconto di 1/3 della pena previsto sulla base delle regole differenti dal processo ordinario che caratterizzano i procedimenti della procura minorile. Il ragazzo reo confesso, identificato dai carabinieri, aveva raccontato quei terribili momenti quando accoltellò più volte Bled Ardedia, un delitto che sconvolse l'intera comunità. Smerciavano chetamina e altre droghe nei rave party di tutto il Triveneto, 2 giovani arrestati dai carabinieri di Castelfranco, nei guai anche un 40enne che aveva messo a disposizione dei 2 pusher un appartamento. Sono centinaia le cessioni di droga, soprattutto chetamina, che un 25enne e un 29enne avevano smerciato nei rave party del Triveneto. Per i 2 giovani erano scattate le manette nel maggio scorso, quando i carabinieri di Castelfranco, dopo un'indagine certosina, li avevano identificati ed arrestati. L'accusa per loro è detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre alla chetamina, i 2 pusher erano stati trovati in possesso di ecstasy, marijuana e hashish. Ma le indagini non si sono fermate. I successivi approfondimenti investigativi svolti dai militari dell'Arma sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso hanno consentito di accertare l'entità dello spaccio dei 2 arrestati. Non solo, al vaglio dell'autorità giudiziaria si è aggiunta la posizione di un 40enne italiano deferito in stato di libertà. Avrebbe messo a disposizione dei 2 spacciatori la propria abitazione per svolgere l'illecita attività di consumo e spaccio della pericolosa sostanza. Ed ancora i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 60enne incensurato vittoriese che in un terreno agricolo di sua proprietà aveva coltivato alcune piante di cannabis alte più di 2 metri. I militari hanno sequestrato nel garage dell'indagato anche una tenda box per la coltivazione dell'illecita sostanza completa di lampade e riscaldatori e in casa hanno trovato circa 1 etto di marijuana.
E per un sessantenne castellano è scattata la denuncia per abbandono di rifiuti speciali e deviazione di acque da parte della polizia locale. Il cittadino è stato infatti rintracciato a seguito della segnalazione di alcuni residenti che lo hanno visto interrare in zona Bella Venezia, in un fosso irriguo a bordo strada, delle tubazioni di piccolo diametro e ricoprendo poi il tutto con scarti di lavorazione edilizia, lana di roccia in abbondanza e rifiuti di vario tipo, riempendo poi il tutto con terra battuta. L'azione per fortuna non è passata inosservata ed è stata segnalata alle autorità, tra l'altro in un periodo molto complesso proprio dal punto di vista idrogeologico. Soltanto ieri vi raccontavamo l'ennesima giornata di emergenza tra Castelfranco Veneto e Bella Venezia, poi tutto si è risolto per il meglio, però appunto questi comportamenti certo non aiutano e noi voltiamo pagina. La politica con i problemi all'interno del centrodestra trevigiano che correrà diviso in vista delle elezioni provinciali di fine settembre. Claudio Borgia, numero 1 dei Fratelli d'Italia nella Marca, non nasconde la propria amarezza e punta il dito contro la Lega. Chies, Forza Italia, si appella ai civici, mentre si mostra sereno Dimitri Coin della Lega. Così stimoliamo l'affluenza. Abbiamo cercato fino all'ultimo di provare a fare una lista unitaria di centrodestra, e ribadisco unitaria di centrodestra perché qualche alleato invece voleva anche il PD e noi non eravamo disponibili, però purtroppo la Lega ci ha comunicato che loro sarebbero andati per conto proprio con una propria lista e quindi di conseguenza ognuno per sé. Non nasconde la propria amarezza il numero 1 dei meloniani a Treviso, per cui il centrodestra alle provinciali, previste per fine settembre, doveva presentarsi unito. Nessuna alleanza invece né federazione per il Sant'Artemio, l'aria è quella dei separati in casa. Il segretario leghista Dimitri Coin si mostra sereno, al momento 0 rimpianti. Non è che si presenti diviso, ogni partito fa la corsa a sé, è un modo che abbiamo deciso per ampliare il coinvolgimento dei consiglieri comunali, perché i candidati di fatto sono i consiglieri comunali, e noi in particolare anche per portare un maggiore entusiasmo sia tra i consiglieri coinvolti nella candidatura che tra quelli che poi andranno a votare. La grande incognita è sempre l'affluenza, perché è un'elezione che magari anche tra i consiglieri può essere sentita non tantissimo, invece così con un coinvolgimento maggiore, 16 per ogni lista, immagino ce ne saranno almeno 4 di liste, vuol dire che di coinvolgimento ce ne sarà tanto. In casa Forza Italia la preoccupazione sembra un'altra: piuttosto che con gli alleati storici, meglio dialogare, almeno in questa fase, con il mondo civico. Ci sono molte amministrazioni civiche che fanno riferimento a noi, che guardano a noi con interesse, e noi riteniamo che questo canale di comunicazione non solo debba rimanere aperto ma debba essere potenziato, per cui andremo sempre di più in questa direzione qui, nel rispetto degli alleati ma anche nelle differenze. Noi siamo convinti dei nostri numeri e sono convinto che li dimostreremo anche il 29 settembre. Su una cosa azzurri e leghisti sembrano però d'accordo: le provinciali servono da termometro politico, all'orizzonte le regionali. Penso che ognuno stia cercando il proprio collocamento per poi rientrare nel centrodestra, però noi abbiamo delle peculiarità, vogliamo coltivarle e siamo convinti che anche le regionali queste differenze faranno in modo di attrarre un elettorato che oggi si trova disorientato. Possiamo parlare però di banco di prova per le imminenti regionali? Ma sono talmente lontane le regionali che non sappiamo nemmeno se si voterà nell'autunno prossimo oppure nella primavera addirittura successiva, quindi di fatto questo non lo è. Farà emergere però quelle che sono le proporzioni all'interno della provincia di Treviso dei singoli partiti, perché ogni partito vedrà esattamente su quanti amministratori può contare. Da un lato l'afflato unitario, dall'altro la realpolitik. In 10 secondi la sintesi di Borgia. Speriamo, dopo queste elezioni provinciali, di poter continuare il cammino di centrodestra per l'amministrazione della provincia. Vedremo, perché ormai non mi stupisco più di nulla. Borgia non si stupisce più di nulla e c'è appunto il centro-sinistra a Treviso, che in questi minuti sta accolto Stefano Bonaccini, ma soprattutto Elly Schlein, che appunto si trova in questo momento a Treviso per la festa democratica, dove per noi ci sono Elena Dal Forno e Tommaso Migot. Elena, buonasera. Insistiamo su questo.
Gli altri paesi l'hanno capito meglio. Sì, eccoci collegati, Christian. Buonasera a tutti le telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Proprio alle mie spalle vedete Elly Schlein, il segretario nazionale del PD, che sta facendo il suo comizio. Precedentemente ha parlato anche Stefano Bonaccini e naturalmente i temi sono quelli soliti: sanità, lavoro, pensioni, scuola e soprattutto anche autonomia. E su questa riforma voluta dal centrodestra proprio Elly Schlein ci ha rilasciato delle dichiarazioni che adesso andremo a vedere nel servizio che è stato montato per noi in tutta fretta, e in coda al servizio anche alcune dichiarazioni naturalmente sulle dimissioni del ministro Gennaro Sangiuliano. Rimandare all'aria il regime di maggiore... No, non sa da fare, la raccolta firme contro questa pessima autonomia differenziata sta andando a gonfie vele, invitiamo tutti a continuare a firmare. Io credo che sia una riforma che spacca in due un paese che ha bisogno di essere ricucito, fa male anche al nord, fa male anche al mondo produttivo, perché oggi che avremo bisogno di un'unica politica energetica comune europea, perché abbiamo i costi energetici più alti d'Europa in Italia. Questo lo sanno bene le famiglie che fanno fatica a pagare le bollette, ma anche le imprese che perdono competitività. Non è il momento in cui frammentare in 20 sistemi energetici diversi, giusto per citare uno dei temi che secondo questa pessima riforma potrebbe dividersi per tante quante sono le regioni italiane. Noi andremo avanti su questa raccolta, insisteremo e sono fiduciosa che riusciremo a bloccarla con il referendum. Non lo dice solo il Partito Democratico, lo dice anche l'autorevole fondazione Gimbe, che questa autonomia rischia di essere il colpo di grazia su un servizio sanitario nazionale già stremato a causa dei tagli di Giorgia Meloni e anche del blocco del personale che noi chiediamo da sempre di sbloccare. Ci hanno affossato una legge in Parlamento che chiedeva una cosa banale: più risorse, più personale, perché i reparti si stanno svuotando e le liste d'attesa si allungano all'infinito. Ma voglio dire, come rispettiamo il diritto alla salute degli italiani se devono aspettare un anno e mezzo per fare una mammografia o una gastroscopia? Crediamo che questa debba essere una priorità trasversale a tutte le forze politiche e noi insisteremo anche sulla prossima manovra che ci siano adeguate risorse per la sanità pubblica. Già oggi c'è tanta migrazione sanitaria dalle regioni del sud verso le regioni del centro e del nord. È un altro dei motivi per cui l'autonomia è dannosa anche dal punto di vista del nord. Le dimissioni di Sangiuliano arrivano tardive, ma sono comunque l'atto più opportuno da quando è ministro. È lo specchio della classe dirigente di Giorgia Meloni, una classe dirigente arrogante, inebriata di potere, che ha passato il tempo a occupare posizioni nella cultura. Hanno fatto disastri sul cinema, c'è stata una lettera durissima in questi giorni da parte del comparto del cinema, che è un'eccellenza italiana da salvaguardare, e per le lentezze e per la foga ideologica di questo governo ha visto una disoccupazione sfrenata. Rischiamo di perdere competenze vitali proprio nei giorni in cui Venezia è una finestra sul cinema italiano nel mondo. Mondo e nell'Europa, e al contempo teniamo insieme la questione dei diritti sociali. Eccoci ancora ricollegati qui da Treviso. Elly Schlein ha parlato anche di pensioni, di come questo governo abbia sfaldato il sistema pensionistico legato al mondo femminile e soprattutto anche di sanità. E proprio sulla sanità si è scatenato ieri sera, sempre a Treviso, qui ospite della Festa Democratica, il presidente della regione Campania, De Luca, Vincenzo De Luca, che ha detto che la Campania è stata addirittura depredata, viene ogni anno depredata di 200.000 euro dal Fondo Sanitario Nazionale. Ecco, allora vediamo proprio come invece a destra, dalla Lega, hanno risposto alla provocazione di De Luca, e per questo poi dopo il servizio vi restituisco la linea. Dire che nelle classi bisogna ridurre. Ci vuole coraggio da parte di De Luca a venire qui da noi a raccontare tante bugie. Una su tutte, cioè che la Campania dovrebbe essere rimborsata dal Veneto per i soldi che sono stati sottratti. Non poteva passare inosservata la presenza di Vincenzo De Luca alla kermesse trevigiana del Partito Democratico, dove il governatore campano non solo ha confermato la contrarietà alla legge sull'autonomia differenziata, ma ha aggiunto il carico da 90 su un tema sensibile come quello della sanità. La Campania, per esempio, viene derubata ogni anno di 200 milioni di euro nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Non lo si sa al nord. La Regione Campania ha 11,9 medici ogni 1000 abitanti.
il Veneto ne ha 15. Fendenti politici cui la Lega Zaiana con il capogruppo Alberto Villanova in testa replica duramente. De Luca dimentica tante cose, partiamo dalla Cassa del Mezzogiorno dei decenni passati per passare ai soldi del PNRR che sono andati come un fiume di miliardi verso il sud nella maggior parte, per arrivare ai servizi inefficienti e costosi che ci sono nella sua regione, per arrivare a quello che è un certificato proprio dell'ufficio parlamentare di bilancio dove si dice che il costo pro capite speso dallo Stato nei confronti delle regioni è molto più alto al sud rispetto al nord. Sud contro nord, nord contro sud, di certo si preannuncia un autunno tesissimo con un referendum abrogativo ormai alle porte. La battaglia che stiamo facendo è contro l'autonomia differenziata, ma è una battaglia su due fronti: contro questa autonomia differenziata, ma ancora di più contro il centralismo burocratico che sta dilagando in questo momento nel nostro paese. Basta bugie nei confronti dell'autonomia, basta bugie per raccogliere queste firme contro il progetto di autonomia, ma soprattutto ci vuole rispetto nei confronti dei veneti, un popolo che lotta da decenni per raggiungere questo diritto sancito dalla Costituzione e non merita di essere preso in giro da persone come De Luca e dal PD. Per Vanessa Camani, capogruppo Dem in Consiglio regionale, quelle di Villanova sono parole di disprezzo e di leggio, lo specchio, testuali parole, di quella cultura dell'arroganza e della prepotenza del nord verso il sud del paese, infarcita di cliché dal sapore razzista. Sullo sfondo poi le tensioni meno eclatanti nei toni ma forse più dirompenti nella sostanza tra CEI e fronte autonomista dopo la stroncatura dei giorni scorsi da parte dei vescovi italiani, con Luca Zaia che nelle scorse ore ha accolto con grande favore, si legge in una nota, la disponibilità del cardinale Matteo Maria Zuppi ad aprire un confronto di alto livello sul tema, apertura che però al momento non sembra certo un placet ma un timido ramoscello d'ulivo. Noi siamo pronti a ritornare a Conegliano, poi andremo anche ad Alleghe, dove questa mattina c'è stata una terribile esplosione che ha coinvolto una famiglia di padovani. Ma adesso per noi qualche istante di pubblicità. Di nuovo in diretta per ritornare a parlare di animali. Abbiamo aperto questa edizione del nostro telegiornale con il nuovo attacco del lupo a Ormelle, dove è stato sbranato un cane. Poi ci siamo spostati a Fontanelle, dove invece è stata uccisa e prelevata una capra dal giardino di un'abitazione. Abbiamo raccolto lo sdegno del proprietario. Adesso sempre in tema di animali, ma sotto un'altra angolatura, sotto un'altra prospettiva. Parliamo di cani, di animali domestici aggressivi, perché a Conegliano parte un corso che è dedicato proprio ai proprietari di questi animali, di questi esemplari. Scopo del corso è proprio questo: dare gli strumenti ai proprietari per comprendere meglio quali siano i bisogni e le motivazioni del proprio cane e quali possono essere le attività che aiutano il cane a star meglio, a essere soddisfatto, meno frustrato, insomma, e a poter vivere una relazione serena e via dicendo. Così Elena Bellaio, veterinaria esperta in comportamento, che inizierà questo percorso con una quarantina di partecipanti. Lezioni ad hoc per i proprietari di cani aggressivi che abbiano morso o attaccato, ma anche per coloro che desiderano imparare a conoscere e gestire nel miglior modo possibile il proprio amico a quattro zampe. Un'iniziativa importante patrocinata dall'ULS 2 marca trevigiana, che i servizi veterinari dell'azienda sanitaria hanno attivato da anni e che ora partirà a Conegliano. L'obiettivo è quello di far fronte all'esigenza di riabilitare i cani che hanno mostrato comportamenti aggressivi e che, secondo l'ordinanza del Ministero della Salute, devono obbligatoriamente conseguire un patentino. La prima parte del corso è aperta anche a coloro che desiderano conoscere meglio il proprio animale o avere suggerimenti utili per gestirlo con maggior efficacia. Ci sarà una parte teorica ed una parte pratica con gli animali a seguito. La prima lezione si terrà il 14 settembre, poi altri due incontri il 28 settembre e il 5 ottobre. Per i familiari la più bella soddisfazione che io ho è che magari iniziano anche un po' per obbligo, un po' così, che dicono cosa vengo a fare. Alla fine del corso diciamo il più bel feedback che mi danno è: caspita, finalmente adesso ho capito tante cose che sottovalutavo e li vedo proprio affrontare più serenamente comunque anche un'eventuale problematica. Al termine del percorso i proprietari riceveranno l'attestato.
Ci lasciamo alle spalle delle ore di emergenza, maltempo, soprattutto la giornata di ieri. Vediamo adesso con il nostro generale Iannicelli che meteo ci attende per il fine settimana. Il sistema perturbato che ha interessato nelle ultime ore tutte le nostre zone ha segnato la fine di un certo tipo di estate che quest'anno si è caratterizzata con temperature molto alte, molta umidità e poche piogge. Per domani prevediamo un tipo di tempo soleggiato, quindi all'insegna del sereno, con temperature che temporaneamente ricresceranno. Per domenica però purtroppo, come vedete dalla carta, si prepara un sistema perturbato proprio ad ovest della nostra penisola, scorrerà verso est e, ripeto, domenica pomeriggio invaderà tutte le nostre zone e apportando delle precipitazioni diffuse intense, anzi molto intense. Non ci saranno temporali, ecco, fortunatamente, perché non è più così caldo, non c'è più tutta questa energia, quindi non avremo scontro di masse d'aria differenti, però le piogge saranno diffuse e abbondanti. Piogge che continueranno nella primissima parte di lunedì, quindi nelle ore notturne di primissimo mattino, e poi un nuovo miglioramento. Poi avremo una variabilità che è tipica di questo periodo, di settembre, una variabilità che sarà più perturbata nella giornata di mercoledì, ancora con qualche fenomeno di precipitazione, e poi di nuovo una variabilità con ampi spazi di sereno. Le temperature hanno subito un ridimensionamento, le minime dai 17 ai 20 gradi forse non li raggiungeranno, le massime, ecco, ancora intorno ai 29 gradi, non dovremo raggiungere i 30 gradi per domani perché avremo una giornata soleggiata, ma poi caleranno e si porteranno di media intorno ai 23-25 gradi per la prossima settimana. E per quanto riguarda l'Alta Adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. Avete sentito poco fa le reazioni politiche del Partito Democratico di fronte alle dimissioni del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che del tutto evidentemente non ci sarà per la chiusura della mostra del cinema di Venezia. E a Venezia andiamo proprio per parlare della mostra, perché lo spettacolo va avanti, the show must go on. E che spettacolo a Venezia, ve l'abbiamo raccontato in questi giorni con il nostro Lorenzo Maier. Festival che ha ricordato anche un grandissimo come Massimo Troisi, e noi proprio grazie al nostro Lorenzo Maier siamo in grado di mostrarvi, di farvi sentire Maria Grazia Cucinotta. L'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia celebra un mito del cinema, l'intramontabile Massimo Troisi, a 30 anni esatti dalla proiezione del film proprio a Venezia, capolavoro Il Postino. L'appuntamento, organizzato e fortemente voluto da Maria Grazia Cucinotta, è stato coorganizzato da Hollywood Communication nel Parco del The Ben, alla presenza, tra gli altri, anche del governatore della Campania De Luca. Siamo arrivati qui 30 anni fa ad aprire il Festival di Venezia con Il Postino. Massimo già non c'era più ed eravamo tutti molto emozionati perché nessuno aveva visto il film ed è stato un colpo al cuore. La magia del film che ti fa ritornare in vita e allo stesso tempo non ti fa mai andare via, e così è stato per Massimo. Sono 30 anni che sta con noi in giro per il mondo a regalare emozioni. Arrivi e sei già su un red carpet che è fatto di acqua, che è fatto ti senti importante anche quando non sei nessuno, perché già il fatto di salire sulla motoscafo e poter attraversare questi decori, quest'arte meravigliosa, già entri in un mondo magico, già ti senti una regina, non devi mai diventare l'imitazione di qualcun altro. Ci sono tantissime ragazze giovani, talentuose, che stanno avendo successo. Una di queste è la Romana Vergano, che comunque sta qui a Venezia, e ho avuto modo di lavorare con lei ed è un talento. Un saluto a tutti gli spettatori di Antenna 3 Media Nord-Est da Maria Grazia Cucinotta. Così dunque alla mostra del cinema, dove tutto è pronto per il gran finale. E noi adesso andiamo a Belluno.
In primo piano la cronaca, la violenta esplosione che ha sconvolto la prima parte della mattinata ad Alleghe. Siamo in un camping dove è saltata in aria una roulotte che appunto di proprietà di una famiglia padovana. Una donna di 67 anni è stata ricoverata in gravi condizioni al Cafoncello, ma poteva davvero andare peggio. Sul posto per noi è Stefano Bozzi. Mi ha svegliato, è stata una bomba, ma una bomba di quelle micidiali. Si è sfiorata la tragedia al camping Alleghe di Masarè, nel Bellunese. È una mattina come un'altra in campeggio quando attorno alle 7:45 un boato scuote la valle del Cordevole. Un'esplosione fortissima che ha fatto letteralmente saltare in aria la roulotte privata di una famiglia di 3 persone residenti a Padova che ad Alleghe stavano trascorrendo le vacanze. Piovono vetri e pezzi di lamiera in tutte le direzioni. L'onda d'urto sradica le porte delle roulotte adiacenti e rompe i vetri dei bungalow delle auto. Sotto le macerie ci sono una donna di 67 anni e la figlia di 39. Miracolato il padre che al momento dello scoppio si era casualmente recato alla toilette. Nonostante il botto devastante, le 2 donne sono incredibilmente in buone condizioni. La madre viene trasportata dall'elicottero dell'aiuto alpin di Bolzano al Cafoncello di Treviso, riportando alcune ustioni ed escoriazioni, mentre la figlia viene trasportata con il padre all'ospedale di Agordo per accertamenti. Il racconto nelle parole di una signora che si trovava nella piazzola adiacente. Un forte boato e siamo usciti e abbiamo visto questo disastro e c'era sotto la signora e la figlia e abbiamo estratto la figlia e la mamma. Voi proprio subito li avete estratti? Subito sì, perché bisognava tirarli fuori. Le cause dell'esplosione sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, anche se tutto farebbe propendere per una fuga di gas all'interno del caravan. Non più tardi di ieri la roulotte era stata oggetto di alcuni lavori proprio all'impianto del gas e quindi non si esclude una correlazione con lo scoppio di questa mattina, ma saranno le perizie tecniche a mettere l'ultima parola sulla dinamica dell'incidente, il cui esito avrebbe potuto essere ben peggiore sia per le condizioni dei familiari sia per la presenza di altre piazzole adiacenti dalle quali nessuna persona è rimasta coinvolta, fatto salvo per qualche danno di natura materiale. Praticamente lo spostamento d'aria ci ha rotto anche le porte delle nostre casette, eccetera. L'importante è che stiano bene loro, perché è la cosa più importante. Dopo i danni materiali, quelli si riparano. Così ad Alleghe questa mattina nelle immagini e nelle testimonianze raccolte da Stefano Bozzi. Sempre per la cronaca, la notte scorsa alle 3:15 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bracalenti a Limana nel parcheggio esterno di un'auto-officina per l'incendio di un furgone che si è esteso anche ad altri mezzi. Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Belluno con un'autopompa, un'autobotte, 7 operatori hanno spento il furgone completamente avvolto dal fuoco, riuscendo a circoscrivere le fiamme che si erano già estese ad altri 3 mezzi commerciali e un'auto. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 5:30, mentre è ancora in corso l'indagine per determinare le cause di questo rogo, avvenuto quindi nel cuore della Val Belluna in via Bracalenti a Limana. Voltiamo pagina, una vicenda di cui vi stiamo aggiornando giorno dopo giorno. La diga del Vanoi, nei giorni scorsi vi abbiamo fatto sentire la contrarietà del comune di Arsie con il suo sindaco Ivano Fauro, ma la posizione di contrarietà del territorio è sempre più netta. Per il consorzio di bonifica Brenta è davvero fuoco incrociato, con l'attacco sia della provincia di Belluno che della provincia autonoma di Trento. Analizzare i progetti di realizzazione della diga del Vanoi presentati dal Consorzio di Bonifica Brenta e valutare eventuali azioni legali contro l'ente. Tranchant la provincia di Trento, che convocherà una conferenza dei servizi sul tema del bacino idrico che sta semmai incendiando la linea di confine tra la pianura e i territori della montagna all'altezza dell'ingresso della Val Sugana. La delibera della provincia autonoma arriva all'indomani del primo appuntamento di dibattito pubblico indetto dal Consorzio e ribadisce
l'assoluta contrarietà all'opera, oltre all'illegittimità del dibattito pubblico stesso che viola accordi vigenti tra Veneto e Trentino. Nessun coinvolgimento, contrarietà degli enti locali, lacune nelle progettualità presentate e il tridente di accuse mosse contro il consorzio. Segue a ruota la provincia di Belluno, profondamente delusa sia dal contenuto che dalle modalità del dibattito pubblico, per il quale peraltro non è prevista nemmeno una data in territorio bellunese. Un dibattito che secondo me è stata una perdita di tempo, perché i relatori ci hanno detto che comunque ogni osservazione che verrà presentata in questo dibattito o che verrà argomentata nelle varie riunioni non verrà comunque presa in carico per decidere se fare o non fare questo tipo di struttura, cosa che per noi non può avvenire. Dalla provincia di Belluno si reitera il no secco, inalienabile nei confronti di un progetto già bocciato con 2 delibere di consiglio votate all'unanimità. Contrarietà condivisa trasversalmente anche da tutti i comuni delle province montane, superando anche le divergenze politiche in una provincia in cui le cicatrici degli errori del passato, pagati con il prezzo più alto, non sono ancora rimarginate, e non si tratta di ricercare soluzioni rispetto a bacini più contenuti o meno impattanti, fanno sapere da Palazzo Piloni, ma di virare significativamente verso nuove progettualità. Abbiamo espresso la netta contrarietà a quest'opera. Le soluzioni che ci hanno presentato oggi sono solo soluzioni di spostare la diga da un punto all'altro. Non ci sono soluzioni vere, alternative. Come l'ammodernamento dei sistemi di irrigazione, la riconversione delle colture per massimizzare l'utilizzo della risorsa idrica, oppure lo sghiaiamento dei bacini lacustri già presenti. Queste le proposte presentate dalla provincia di Belluno per una battaglia della quale non è chiaro se si stia arrivando alle battute finali o se sia appena cominciata. In ultimissima battuta ritorniamo sulla politica, perché stanno facendo ovviamente il giro d'Italia le dichiarazioni pronunciate poco fa da Elly Schlein proprio a Treviso. Ve le abbiamo fatte sentire in presa diretta con la nostra Elena Dal Forno, con Tommaso Migota, la Festa Democratica. Elly Schlein che si dice fiduciosa che il referendum bloccherà l'autonomia differenziata voluta da Calderoli. Schlein che ha anche rilanciato una politica energetica europea, non 20 sistemi diversi. E ancora il fatto politico del giorno, le dimissioni di Gennaro San Giuliano, del ministro alla cultura, dimissioni che per Schlein sono arrivate in maniera tardiva. Così dunque la politica nazionale che passa per Treviso. Per noi è tutto, almeno per il momento, sia da Treviso che da Belluno. Subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.